Allora, fatemi sentire. Allora, salve a tutti, scusate, sono al computer, mi tocca chiudere un po' di applicazioni. Allora, prima cosa la voce come la sentite? Perché io in cuffia ho un ritorno che non sono riuscito a levare. Però se mi scrivete come sentite la voce è meglio. Ciao Roberto, ditemi come si sente la voce, perché purtroppo mi sono dovuto arrangiare con la voce, non c'ho un microfono. Ciao Francesco, ciao Emanuele, non so se si sente sia la musica di sottofondo che la voce. Ok, stiamo per fare un unboxing. Ecco il pacco, ve lo faccio vedere, è questo. Ok, il pacco sta qui, solo che volevo fare un po' meglio, siccome ho messo la telecamera verticale e ovviamente è più stretto, l'inquadratura è più stretta, però se la voce si sente bene, distorce un po', allora la abbassiamo un po', aspettate. Ok, l'ho abbassata un po', che mi dite? Così è un po' più bassa, un po' più si capisce meglio. Io tra l'altro non riesco a trovare, questo è, non lo so. Allora, qui purtroppo ho un'applicazione aperta e non la vedo qui, che mi dà noia. Aspettate, perché sennò sentite pure tutti. Ciao Roberto, ciao Francesco, ciao, siete già 6 collegati, non so se avete riconosciuto la musica che c'è di sottofondo. Ciao Maria, ciao Marcello, ciao Rosario, grande, abbiamo questo grande pacco da sballare, c'ho già pure il coltellino, eccomi, mi vedete, solo che non riesco, c'è un'applicazione aperta che mi dà noia sul computer, non so se poi sentite pure. Aspettate che cerco di chiuderla, allora questa, via. Ok, già dovrebbe andare meglio. Ok, allora chi è la canzone di sottofondo? Si sente? L'avete riconosciuta? Scrivetemi chi è la canzone di sottofondo. Intanto faccio vedere il coltellino, sempre fedelissimo, coltellino rosso, eccolo qui, coltellino rosso con cui facevo tanti unboxing. Questa è la custodia del disco che stiamo ascoltando, ma voi non lo vedete. Si capisce chi è che canta? Ciao Marina, ciao Augusto, benvenuto ad un altro unboxing. Questo durerà un po' di tempo, Allora, questi dischi, come sapete, io vi dico sempre da chi li ho comprati, non è un disco, un negozio su Disco GS. Aspettate che non mi vedete se sto in piedi, mi piace farmi vedere quando faccio gli unboxing. Allora, non è un negozio Discogs, non è un negozio fisico, ma l'ho comprati da un privato. Lui è collegato, è Francesco Terranova. Io quello che vi ho sempre detto nelle mie dirette, nei miei unboxing, è che per acquistare un qualsiasi vinile, vedo che si è collegato qualcun altro. Ciao Deepak, benvenuto Deepak. Attenzione, io sto aspettando anche Polo, perché abbiamo questo, non so se lo vedete. Allora, questo è il disco, il nuovo disco di Deepak. Io, perché faremo l'unboxing sempre in diretta, però con Polo. Questo qui, ci sono i dischi mio e di Polo, e ci dovrebbe essere, fa rumore il CD, no? CD è musica liquida. Deepak, però io ti avevo chiesto musica liquida, io siccome non me ne intendo, qua una bottiglia da 1,5 litri, non penso ci sia entrata. Come l'hai messa sta musica liquida qua dentro? Non lo so, vabbè, poi vedrò, magari l'hai schiacciata, che ne so. Io di musica liquida non me ne intendo, io me ne intendo. Allora, quella che canta, intanto ve la faccio vedere, è questa, lei, Vanessa Paradis, eccoci qua.
questo è l'LP che state ascoltando adesso e che poi metterò, ok? M&J di Vanessa Paradis. Allora, bando alle ciance, ciance alle bande. Là vi stavo dicendo, mentre sballo, vi stavo dicendo che i vinili li dovete sapere aspettare e cercare di acquistarli al prezzo che secondo voi valgono, non pagarli cifre stratosferiche, perché non vale la pena per un vinile, ok? Se voi vi mettete lì ed aspettate, poi saprete che l'attesa verrà ricompensata e li pagherete il prezzo che volete pagarli voi, ok? Allora, il coltellino è utilissimo anche perché taglia una bellezza, ok? Questo poggiamo qua, stiamo ancora, ammazza che bello imballo Francesco, ovviamente bisogna sempre stare attenti perché con i coltellini si rischia di rovinare i vinili. E io, siccome vengo da tanti unboxing, allora, eccoci qua, perfetto, l'imballo va benissimo. Voi sapete che io commento tutto quando faccio un unboxing, quindi imballo perfetto, va benissimo, e infatti si è, diciamo. Allora, coltellino non ci serve più, basta. Questo è quello che noi oggi andremo a vedere. Allora, questi sono i mix. Allora, io non ho il ritorno della musica, avvertitemi voi quando finisce, perché il ritorno della musica non ce l'ho. Allora, ritorniamo a noi, ritorniamo all'unboxing e vediamo, va bene, partiamo dall'inizio, dal vinile, eccolo qua. Questo è, diciamo, quello che mi ha messo per omaggio, in omaggio Francesco, eccolo qui, articolo 31, volume. Allora, questo, come sapete, noi lo andiamo sempre ad analizzare, andiamo a vedere di che anno è, che io a memoria non me li ricordo. Bene, questo è in grande perché qui non c'è scritto niente, non so se poi si vede. Allora, copyright 2000 dovrebbe essere questo, questo dovrebbe essere del 2000, ok, perché non c'è scritto niente, ho visto solo un 2000, ma molto strano. Qui neanche sul bollino CCI c'è scritto tutto. Comunque degli articoli 31 e volume, questo è il disco. Ok, ciao Felix, grande Felix, benvenuto a questa diretta, ciao a tutti e ricominciamo con gli unboxing. Allora, questo non vi dico niente, non essendo mio, questo non lo lasciamo da parte, vi faccio solo vedere la copertina. Questo non è mio, è stato messo per là, sto un po' troppo spostato, le copertine le vedete male e quindi mi disposto così. Allora, questo non è mio, è stato mandato a me per abbreviare la consegna, mo piano piano vedremo. Io, allora, vi dico un'altra cosa, vi anticipo che quasi sicuramente, al 90% come tutti gli anni, il 1° maggio andrò alla mostra degli aquiloni che si chiama Coloriamo i cieli e lo fanno a Castiglione del Lago, ok? Allora, questo mi pare che a me mi manca, però non ne so sicuro. Purtroppo io ho un grosso problema con l'archivio dei dischi nuovi, se non riesco ad accedere a quelli vecchi per sapere fino a dove li ho archiviati. Quindi questi adesso li devo sentire e devo soprattutto controllare che io non li abbia già comprati l'anno scorso quando facevo tutti quegli unboxing, ricordate tutti quanti? Ok, questo è Marco Biondi, quindi Mato Grosso, tra l'altro c'è scritto Mato Grosso 2016, Dan DJ, questi come lui mi ha detto è del 93, Dan DJ, c'è pure il timbrino, e anzi qui lui ha scritto pure con la penna rossa 45 giri, ma anzi qui c'era scritto pure bello grande
qui 45 giri, quindi perché molti non lo riportano e molti lo riportano sbagliato. Io ho un sacco di dischi che girano a 33 pur se sopra c'è scritto 45 o viceversa. Comunque le copertine non è un problema perché queste io me le rincollo una per una, tanto sono tutti da pulire questi dischi. A proposito, Friends X, volevo sapere se tu ti eri comprato la lavatrice per vinili, quella ultrasuoni quella che costa 1000 e passa euro, così puliamo, ti mandiamo i dischi a te da pulire con la ultrasuoni. Io la volevo comprare. Allora, questo è Reform di Rock and Cato, Alright. Questo è il remix. Io mi ricordo che Reform, con la spiegazione scritta qui sopra, con questo adesivo con scritto Fargetta, questo è il remix di Fargetta, io mi ricordo che ce l'avevo, però devo andare a vedere perché purtroppo la memoria comincia a fare acqua da tutte le parti. Questo gira a 33 giri, Reform Disco Magic. Io ho la puntina, riesco a sentire la puntina che gira, capite che silenzio che c'ho, per sentire che c'è ancora musica in sottofondo. Questo pure non sono riuscito a capire, qui digital, PEC, studio, Fargetta, non lo so, non c'è scritta una data, va bene, poi la vedremo. Andiamo avanti perché sennò sono 75 ci mettiamo un sacco di tempo. Questo mi manca, Other Side Placebo, Flying Rhino Records. Questo guardate che strano che è questo disco. Sì, quella sta andando. Oh, se non sentite più la musica di sottofondo scrivetemelo, perché io non lo so. Allora, Flying Rhino Records, e qui c'è scritto Placebo, poi Rosa e Interzone, Kundalini EP, 33 giri. Eppure qua ho grossa difficoltà a vedere gli anni perché ci sono pure dei timbri, però questo pure, vabbè, che tanto questi poi me li andrò a vedere per gli anni, siccome nell'archivio poi io ci metterò pure l'anno, me lo vado a vedere su Discogs se non hanno sbagliato a scriverlo. Oh, questo non è male perché già dice U2, Real U2, Heaven Better Than a Real Thing, 45 giri, del 92 questo, Sexy Dub Mix, Trance Mix, Heaven Better Than the Real Thing, Real U2 B e Real U2 A. Quindi questo dovrebbe essere un remix, un qualcosa che ha a che vedere con U2, U2. Vado a pensare, qualcosa del 92, va sentito. Questa è una canzone, qui 45 giri e due di qua. Qui ci sta il Trance Mix e il Sexy Dub Mix, e qua invece c'è Remix by Steve Osborne. Vabbè, questo è un remix degli U2 sicuramente. A me poi i remix mi piacciono parecchio, questo mi manca, mi sa che questo me lo tengo, bello. Cioè, ecco, questo mi manca a me perché io ho quell'altro di DJ Mico, eccoci qua, DJ Mico, questo è Rhythm, quasi me lo dovrei ricordare a memoria l'anno di questo disco perché DJ Mico in questi anni andava fortissimo. Allora, guarda quanta gente c'è scritta qui. Cigori, Mela Music Digit, Alright Reserved, niente. Other Side 809, D-Side, Other Side, non c'è niente. Questi sono tutti da pulire, perché vedete, ma io tanto c'ho il prodotto mio che mi sono inventato, il prodotto, io c'ho un prodotto termonucleare, ho mischiato le molecole, gli atomi, e è venuto fuori il prodotto per pulire i dischi. Bad Boy, disegni, I wanna bad boy. Questo forse già ce l'ho perché la copertina me la ricordo, mi sa che ce l'ho pure doppio questo. Allora, qui ci stanno addirittura 5 remix, c'è pure la cappella che può essere utile.
Ma perché non si scrivevano gli anni qua? Allora, DVA stereo 33 RPM maxi. E qua non c'è scritto niente. Qui piccolo. Ah sì, 1995 DVA. 1995 Sandy Bad Boy. Questa la copertina la conoscete tutti. I DJ novantilici, insomma loro la mettono spesso questa, sì, spero che oggi non ci saranno blocchi perché l'ho messa di sottofondo, si dovrebbe sentire di sottofondo. Oh, grandi Stone, hey ho, Stone fortissimi proprio. Questo è del 94, Jig Promotion, guardate dentro, ovviamente questo è il simbolo che conosciamo tutti, si può vedere sia così che così, va bene. Ok, Stone, Yehoo, questo è bellissimo questo disco, sicuramente Francesco ce l'avrà il doppione, triplone e quindi se l'è venduto. Ok, questo è Stone, hey ho, eccoci qua. Quindi, questo è un discone del 94. Questo però sono tutti dischi che già i vinili ci li mettono, già sono famosi. Eccola, Interactive Dildo Remix. Io ho Interactive Dildo normale, il remix mi manca. Questo è sempre del tempo di James Brown is Dead, 2231. Questi sono gli anni miei proprio, quelli che ho vissuto in pieno, del 1992. Interactive Dildo, quando c'era pure Control Unit che faceva ti sei bevuto il cervello. Questo è chi seguiva le DJ Parade pure all'epoca, gli amici della cassettina che registravano il sabato, sia la DJ Parade che Molella e Fargetta Megamix. Lì ancora misura, sull'equalizzatore io tanto che mi misura. Andiamo avanti, questa F GFB Sharada House Gang, Gypsy Boy, e dopo Gypsy Woman, Gypsy Boy. Chi l'ha cantata questa mi manca, 1997. Io conoscevo Gypsy Woman, mo Gypsy Boy, Gigi D'Agostino Mix, c'è pure Raf Babicotto Mix. Allora a questa si riferiva Polo, perché questa ci stanno tutti i mix, house mix, corn mix, ma qui ci dice Gigi D'Agostino e Raf Babicotto, sono due mix diversi su questo lato, spettacolari devono essere. Allora questo lo metto già da parte perché dopo proviamo a metterlo. Oh, scrivetemi se si sente ancora la musica di sottofondo, Come l'immagine specchiata? Ho sbagliato qualcosa? L'immagine specchiata mi scrivono, Aspettate che risolvo il problema dell'immagine specchiata. Quello lo posso risolvere praticamente subito. Datemi un secondo. Non me ne ero accorto perché quello è un programma che dovrebbe... Allora, vediamo un po'. Non me ne ero accorto io perché io qui vedo bene. Allora, vediamo un po', opzioni avanzate. Allora, specchio e flip. Allora, ecco, allora questo lo vediamo. Ok. No, così è troppo tutto capovolto. Aspettate, Aspettate che voi vi sembra facile, perciò vi ho detto che i pezzi da 90 quando fanno le dirette sono tanto di cappello perché fanno delle cose spettacolari. Allora, qua non è cambiato nulla, aspettate, flip, ok, vediamo un po' se io vi rimetto uno tipo questo. Ora come lo vedete? Lo vedete bene questo adesso? Fatemi sapere perché devo capire. Adesso si vede bene questo?
Io posso fare tutto, col programma si può fare tutto. Allora, Deepak, se ci sei ancora, fammi sapere se adesso si vede bene questo di Ava Stone. Non me ne ero proprio accorto sto fatto dello specchiato. Ditemelo, anzi che l'ho letto al volo, perché io i commenti purtroppo non ce l'ho, sul PC che ho davanti non ce l'ho. Ok, Francesco mi ha detto che va bene così, quindi continuiamo, qui il disco è finito, aspettate un attimo, aspettate un secondo, giriamo questo disco qua. Tac. E cambiamo tutto in tempo reale. Questo lo rimettiamo qua, che lo uso come microfono. Mi sentite ancora? Sì, io vado avanti, allora andiamo avanti. Oh, questo già, io mo così vedo male. Vabbè, comunque questo è Chris and James Fox Force 5, Original Club Mix, Radio Edit e Yin e Yang. Allora, questo era un DJ che faceva come me, vedete che ci metteva le X su quelle buone. Qua c'è scritto addirittura bellissima, non si vede perché ovviamente le telecamere sono quello che possono fare, di più non fanno, ok? E qua ci sono tutte le X che vi dicevo, ok? Allora andiamo a vedere PEC 1995. Questo è da sentire, anche se non so che roba sia, perché non lo conosco, assolutamente no. Le copertine non è un problema, ripeto, queste me le sistemo io. E andiamo avanti veloce, via, 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 via. Global Device, Corrado Monti e T-Mix. Allora, qui pure è segnata la prima, è quella buona, 33 giri. Tra l'altro qui sulla copertina ovviamente queste sono quelle assolutamente anonime di copertine. Questo sarà pure una... no, non è un adesivo, è stampata proprio, vabbè, ottimo. Questa è la copertina, questo è il disco, eccolo qui, Global Device, The Dub Off, eccoli qua, ok, Tuscania Movement, questo è Toscana, DJ Only, DJ Only, DJ Only, qui che è successo, ok. DJ Only, volevo vedere giusto l'anno. Allora, Original Mixed, Special Thanks. Io metterei proprio grosso l'anno, non lo so. E manca un po', è arrivata mia figlia dietro, non so se la vedete, sì, è entrata, l'avete vista. Franchising, mercatino, eccetera, vabbè. Qui ci stanno pure tutti i prezzi che qui. Il tablet no, non l'ho più usato perché mi serviva per vedere la diretta come andava, ma lo sto cercando di capire qua. Adesso è perfetto, niente effetto specchio, grazie. Allora, questa la conoscete tutti. Chiara
ok, prova 1 2, prova 1 2, prova 1 2. Allora, mi risentite? Mi sa che non mi avete sentito per un bel po' di tempo, solo la musica avete sentito, giusto? Prova 1 2, prova 1 2. Mi sa che il microfono adesso rivà, Purtroppo sto in una situazione un po' precaria e quindi mia figlia mi ha fatto staccare il microfono. Scrivetemi se si sente di nuovo la mia voce, ok? Dovrebbe sentirsi di nuovo la mia voce, andiamo avanti. Non so. Ok, sono tornato, perfetto. Allora, RuPaul, allora eravamo rimasti un attimino, vi ho fatto vedere questo qua, questo che dicevamo che era un remake degli anni 80, perché qui sull'etichetta c'è scritto che il copyright è dell'83 ma la pubblicazione è del 90, quindi sarà sicuramente un qualcosa di remake. Poi avevamo visto pure questo, Because I'm Loving You, vado via avanti veloce, e poi abbiamo preso adesso questo, ok? Questo parliamo di un disco PCTPT e non ci mettono gli anni, chi so i copyright, vabbè. RuPaul, Back to My Roots, Back to My Roots. Questo è pure da vedere, da sentire e via. Qui c'è anche, allora, Back to My Roots SIAE, ok, e lo mettiamo a posto. Andiamo avanti, che ce ne sono tanti. Allora, questo è Scotch, addirittura questo disco è della EMI. Scotch Picture of All Days, questo è dell'87 proprio lui. Scotch Picture of All Days. E andiamo avanti veloci. Continuate voi quando non si sente più la voce ditemelo, e ditemi pure quando finisce la musica lì, che lo rigiro un'altra volta, rimetto sempre quello e via, chi se ne importa. Allora, Love Solution, Division etichetta, Family Player, etichetta Division la conosciamo tutti, in quel tempo andava fortissimo, e qui stiamo parlando del 96. Anche se qui c'è addirittura un brano del 92, però è tutto quanto, questo disco è uscito nel 96. Allora, Love Solution, Family Prayer, Got to Live in Peace. Mi sa che questo deve essere bella, questo non è tanto commerciale, però devono essere, sono bei dischi fino adesso, Allora, Stars on 45, questi si conoscono, poi c'è Red Gang, Hot Cold e Cinzia. Il lato A è 33 giri, il lato B è 45 giri. Questo per esempio è uno di quei dischi che bisogna stare attenti, perché qui non c'è scritto se è 33 o 45, c'è soltanto, diciamo, il logo dell'etichetta discografica. E qui c'è scritto tutto, ok? Qui c'è scritto pure che un lato è a 33 e un lato è a 45. Non so se il cellulare ce la fa a metterlo a fuoco, ma diciamo che ecco, il logo side è 33 giri e la parte scritta è a 45 giri, ok? E quindi questo è un altro disco, questo è del 2001, un 2 milioni questo, Questo Stars on 45, questo pure magari se rimane qualche tempo andiamo via veloce, perché non sto messa neanche a metà, questo pure dopo lo voglio sentire. Opla, ho buttato il cellulare, speriamo che l'immagine ancora vada, perché a me lì mi si è bloccata, però mi sembra che ancora va, sì. Allora, Purple Schultz, questo è dell'85, qui andiamo indietro nel tempo, 1985, questi sono i classici dischi EMI, dischi mix della EMI, con l'etichetta gialla, ce ne ho parecchi, proprio tanti di questi qua,
Ma adesso questa non mi ricordo bene, ma forse sentendola sì. Earthseek e Shenshu, qualcosa non me la ricordo bene, bisognerebbe sentire. Andiamo avanti veloce. Cari Lagerbush, Free From Form. Allora, questo è il disco, questa è l'etichetta. Mamma mia quante etichette che c'erano. Allora, Deepak, io ti consiglio sempre di mettere i tuoi dischi su Discogs, perché lì, come ti ripeto, a livello mondiale puoi riuscire a piazzare più facilmente i tuoi dischi, diventi pure uno dei tanti produttori di musica che sono registrati su Discogs, che sono tantissimi come ti ho fatto vedere. Allora, Pockets, How Do You Think It Feels? Questo è del 79, cioè non mi dire, oh, questo è del 79, a me mi manca 1979, Columbia Records. Questo mi sa che è un bel disco, Pockets, How Do You Think It Feels? Questo pure deve essere proprio un bel disco. 79, 1979. A me che piace pure la musica anni 70-80, questa era al confine tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, Attenzione, va ascoltato quello. DJ promo numero 2. Allora, Lina Santiago, Feel So Good, Show Me Your Love. Questa, stiamo parlando del 1996, ok? Non so se va a finire sotto sopra, no? Allora, siamo rimasti in 3. Ciao Marina. Ah certo, quello sì, ma possono pure finire le copie su Discogs, Io ti faccio vedere un sacco di dischi che attualmente non sono in vendita, poi piano piano le ristampa e poi le rimette, Ma cioè, su Discogs ci stanno un sacco di dischi che non si trovano, ed è in quel momento che aumentano pure di prezzo. Lost in Music, DJ Flex Remix, Richard Gray Remix, Steve Agnello, Sebastian Ingrosso, Gioia Records. Questo lo giriamo da questa parte qua, ok. Allora, questa è l'etichetta, ok. Io ero sempre in cerca degli anni, ma qua ci stanno pure le mail, quindi questo è più è moderno, diciamo, perché ci stanno tutti gli indirizzi email qui scritto. C'è alex@accessmusic.net, www.accessmusic.net, quindi vado a pensare che questo è un 2000, è un disco abbastanza moderno, parecchio dopo gli anni 2000, visto che ci sono le mail, quindi non c'è una data, non ce la mettono, quindi noi andiamo avanti veloce, andiamo avanti. Save My Heart, Time 264, 2001, pure questo è un 2 milioni. Erika, Save My Heart, eccoci qua, questo è un 2 milioni. Longo Mix P2001, 45 rpm, e anche di qua è un 45 rpm. Questi non so se tu l'hai sentiti tutti, Friends X, se hai provato a metterli tutti quanti sul piatto. Io vado via veloce. Questo vabbè, questo è Mantra Datura, questo ce l'ho, mi pare che ce l'ho, devo andare a vedere perché dipende che anno è questo, che anno è. Io potrei pure andare a vedere in tempo reale sull'archivio, ma non ci sono tutti. Mamma mia, come sono contro gli anni, non ci vogliono scrivere gli anni. Allora, Milano, uno se lo deve andare a cercare, ma non c'è. Questi sono gli indirizzi. Vabbè, questo pure è da vedere, 1996. Se è del 96 è al limite, non so se ce l'ho, perché io nel 96 smisi di fare il DJ, di acquistare grandi quantità di dischi. Ani nani nani are. Stanno pure le parole. Ani are. Vabbè.
Molel XS, bellissimo, Mare Mix eccetera, questo del 95 stiamo parlando. Qui c'è scritto da tutte le parti P95, C95, qui è scritto dappertutto. E questo è XS, Molella, Sogno, Radio Mix, tutti i remix possibili e immaginabili. Questa è l'etichetta, vado veloce tanto questi si conoscono, questi non sono sconosciuti. Anni, quindi ancora balla, sì. Oh, questo mi piace perché è la stessa etichetta di Gala. Questa è un'etichetta che faceva parecchio underground. 1998, Diva Surprise featuring Georgia Jones, On the Top of the World. Questa pure è famosissima, molto 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 famosa, bellissimo brano tra l'altro questo. Non so se si legge Nitelite Records o Nitelite, non so come lo pronunciate voi, ma questo è un bellissimo brano, era un po' underground di gianzante, insomma, aveva toni underground un po'. Andiamo avanti con i Culture Beat, bellissimo, questa mi manca. No Deeper Meaning, questa mi manca, bellissimo. Qua stiamo parlando del 91, 91 già era un po' che facevo il DJ, qualche anno. Questa mi manca sicuramente, anche perché diciamo all'epoca centellinavo proprio le spese sui dischi, e quindi niente, questa quasi sicuramente mi manca, cioè posso dire proprio sicuramente mi manca. No Deeper Meaning, Club Mix e House Mix, 1991, Culture Beat, è un bellissimo vinile questo. Si vede ancora bene? Sì, scrivetemi qualcosa. La Nitelite era sempre di Molella, grande, ecco perché ci stanno delle etichette ovviamente che erano molto più conosciute. Guardate questa etichetta, se non vi dice niente, qua dentro ovviamente c'è Mario Più featuring More e c'è All I Need. Questa è l'etichetta che pubblicava anche Gigi D'Agostino, BXR, e questo è Mario Più, e te lo metto bene, eccolo qui, Mario Più, All I Need, non so se è dritto, se è storto, un po' più stretto, un po' più dritto, va bene. Questo è bellissimo, 1997, questa pure mi pare che non ce l'ho, che come vi ho detto io ho smesso nel 96 e 97, non lo so, questa voglio mettere qui perché poi la voglio sentire. Continuiamo, T42, Children's Voices, Club Mix, Dr. Happiness, Someone Else, Global Tune, Rapido One, Someone Else Symphony Mix. Allora, questa è del 97, etichetta molto conosciuta, se è la stessa che sta scritta qui dietro, sì, Dance Factory, eccoci qua, etichetta Dance Factory. Questa mi manca sicuro. A me T42 mi piacevano parecchio, li sentivo nelle compilation che io ogni tanto mi compravo sul CD per sentirle in macchina. Bello, deve essere, cioè ci sono pure parecchie versioni, sono 5, 3 al lato A e 2 al lato B, quindi niente, 97, bello. All'epoca io nel 97 già lavoravo e quindi avevo abbandonato un po' questo ramo per buttarmi sui computer, e io sono sempre nato con i computer. Questo Harry Choo Choo Romeo, Just Can't Get Enough, Subliminal è l'etichetta Subliminal, molto conosciuta pure questa, eccoci qua. Questa Subliminal Records,
Vediamo se qui sopra c'è scritto qualcosa riguardo l'anno, che a noi ci interessa pure quando sono usciti, se sono 2 milioni. Qualcuno lo sa, perché qui non lo vedo scritto, poi sono scritte tutte piccole piccole, io riesco a leggere tutto, ma non mi va di perdere tempo a leggere tutto ogni volta, anche perché siamo in diretta e le dirette cominciano a diventare troppo lunghe, quindi mettiamo via, se qualcuno lo sa. Allora, lì mi sa che siamo all'ultimo brano del 33, pure questa la conosco, di etichetta, mi manca, Pane Tracks, Iceman on the Beach, questi sono quei dischi arancioni, che io ce ne ho diversi, questa mi manca, 33 RPM c'è scritto, ecco, questo vabbè, il centrino è un po' tutto scritto, perché poi bisogna pure vedere per quanti DJ, per quanti mani di DJ sono passati questi dischi, per quanto il disco, se l'hai trattato bene, non c'ha graffi evidenti, si può pulire e ridiventa ascoltabile. Le copertine si possono mettere lo scotch, eccetera, quindi voglio dire, oh, The Other Brothers, Don't Stop, queste sono belle le copertine, io mi giro sempre per vedere se è finito il disco. Io ce n'ho diversi, parecchi degli Other Brothers, però non so se questa ce l'ho o meno, sapete? Ah, questa c'è pure un po' di bianchetto, ma fortunatamente... Ah no, questa è facile da levare, no. Vedete qua, se stava in bianco non è bianchetto, è il cartone che ci si è attaccato sopra, è facilissimo da levare. Qui stiamo parlando, questo è sempre anni 90, ma l'anno esatto è qua. No, tanto se non c'è da una parte non c'è neanche dall'altra. Lì ancora canta, io ogni tanto mi giro sullo stereo. Allora, 1994. Ok, questa si conosce, quindi andiamo via veloce. Questi sono gli Other Brothers, ne hanno fatte tantissime. Qui ci sono 2 versioni lato A, 2 versioni lato B. Tra l'altro all'epoca andava forte anche Aladino, che viene ancora messo da un sacco di DJ novantici. C'è Lob Mix, Instrumental Mix, poi J&J Mix e Aladino Mix, quindi questa può essere molto utile. Allora vediamo, lì ancora suona, andiamo avanti. Ready or Not, ti lascio la linea da tra poco, penso un quarto d'ora neanche, e così puoi partire tu, Francesco, con la tua diretta. Ready or Not, Tube Version, Bell Version e My Energy, pure questo sta abbastanza bene, 45 giri, 1996. Questo mi manca perché non mi ricordo dove l'ho comprato, lì stavo finendo di fare serate e quindi i soldi già diminuivano. Quindi questo è Ready or Not, Dance Version, eccoci qua, questo è il disco, mi sa che lì ha finito. Vado un attimo a cambiare, sto usando una webcam solo ed esclusivamente come microfono. Ok, ancora non è finita. Ok, facciamo così e la rimettiamo. Tanto deve fare da sottofondo. Allora, tanto quella fa solo da sottofondo. Ditemi sempre se mi continuate a sentire. Allora, lì vedo solo 3 persone connesse e andiamo avanti. Allora, tra un po' mi toccherà girarlo questo scatolo perché comincia a essere vuoto. Allora, Francisco Navarro presents Pupua Remix by Cabru. Allora, qua parliamo di anno 1998, ok? Questo è 1998, ok? Mi sentite ancora? Sì? Non scrive più nessuno. Allora, adesso li adagio diversamente questi dischi, ok. Hyper, Morales e T. Terry Remix.
Allora, questo mi sa che se non ve lo metto contro luce non lo leggete per niente. Ok, Hyper Ballad Freeze Mix 1996. Questo è un disco del 96, la copertina sta pure bene. Comunque ne uscivano talmente tanti di questi vinili che è una cosa incredibile, ragazzi. Io sto facendo tutto l'archivio mio, ma pure io ce n'ho molto pochi rispetto a tanti altri DJ che vedo. Io ce n'ho circa un 4000, non sono niente. Allora, Warriors, Moratto, grande Moratto, mi rimetto seduto se no non mi vedete. Ecco, Warriors, mi faccio vedere pure il dietro. Ok, l'importante è mi sentite, grazie Deepak. Allora, andiamo a cercare una data. Qua ci stanno tutti i numeri di telefono, 1995. Chissà da vedere se tutti questi numeri di telefono esistono ancora. Oh, Marcus, My Music, questa è bellissima la copertina, Extended Mix, Radio Mix, Original Mix. Ok, questa la copertina è proprio bella bella, eccola qui. Il disco dentro sta pure benissimo. E questo è un 2 milioni perché è un 2002. Questo è un disco del 2002. Io nel 2002 le Hits on 5 mi sentivo queste cose qua. Purtroppo le altre cose ti portano via tempo e adesso ci è ripresa la fissa un po' a tutti di questi vinili. Allora, solo Paul, MXM, questo a vederlo così mi sembrerebbe degli anni 80. La copertina è standard, è bianca, la copertina come vedete è completamente bianca, non dice niente, e quindi noi i dati li possiamo prendere solo dall'etichetta che però dice solo Paul, MXM. E poi qui Nothing Compares to You, ah questa è bella, Nothing Compares to You, questo sarà un remix di Sinead O'Connor. Vabbè, c'è scritto qua però che quello è di Sinead O'Connor, proprio non la nominiamo per niente. Era di Sinead O'Connor, Nothing Compares to You? Confermatemi un po', perché no, io mi ricordo che era sua. Un'altra volta, Nothing Compares to You. Ah, ma questo è di Prince però. Nothing Compares to You. C'è Club Mix, Vocal Version e Instrumental Version, però questo è di Prince. Questa deve essere bella pure questa, 45 rpm, SIAE, timbrini SIAE da tutte le parti. Questo è della Disco Magic e questo è del 90. Questo però deve essere bello, deve essere proprio bello quello. Ecco, questo è WhatsApp di DJ Mico. 1993, quanto l'ho messo sto disco. Ci sono 6 versioni qua dentro, dico 6 versioni, una diversa dall'altra, cioè sono proprio tante, non so se si riescono a leggere. Io lo metto in modo che il cellulare dovrebbe riuscire a mettere a fuoco. Guardate, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sia lato A che lato B. Bellissimo mix pure questo, che ci si può divertire. Allora, DJ Dero, Batucada. DJ Dero lo conoscevo, all'epoca si sentiva, non ha fatto solo questo. DJ Dero, Other Side, This Side. Vedete qui c'è stava sempre un lato dove c'era il logo o le cose scritte e di qua c'è la spiegazione di ciò che c'era dentro al vinile. Ve l'ho messo sotto sopra, sono un grande, va bene, perché purtroppo non erano allineate le copertine una all'altra. Queste venivano stampate a grande velocità perché la stampa durava 1 o 2 giorni e poi fine del problema, archiviavano la matrice, quante copie ne hanno stampate, fine del problema. Quindi poi c'erano le ristampe, allora rimettevi, se era necessario rimettevi in modo tutto quanto. Allora, Schiller Meet Tepner, questo è pure Dream of You
mi pare che io ho la versione non remix di Do It Yourself, questa è l'etichetta, questa mi sa che l'ho comprata l'anno scorso, però non la versione remix, perché questa è con 2001. Sì, mi ricordo questa, però non remix, bisogna che vedo se ho questo remix oppure no, andiamo via veloce, guardate, questo è bellissimo, 2001, bella pure la copertina. Io adesso, se riesco ad attrezzare tutto giù, vi farò vedere anche le copertine dei dischi che andrò a mettere, a mixare, se varrà la pena mixare, perché da quello che ho capito, che sto capendo, non vale la pena mixare, io le metto singole. Oh, Pulsar, Mauro Picotto, questo mi sa che mi manca, questo è un bel disco, Friends X, questo è progressive, infatti guardate che etichetta, mi pare che ce l'ho però, anche se è del 99, no, mi sa che no, questa mi sa che mi manca, Pulsar di Mauro Picotto, mi sa che mi manca, ok? Questa è bellissima, bellissima, cioè, ciao Antonella, siamo in 5 collegati, ciao Angelo, questa è bellissima, Mauro Picotto Pulsar, bellissima. Allora andiamo avanti, Urban Soul Collective, eccoci qua. Qui parliamo dell'anno, vi voglio tanto bene, 98, 1998, qui c'è scritto bello grosso, 1998, 33 rpm, mettiamoci così, 33 rpm. Bug Funk, questo è rispento, come va Power Safe il PC, l'ho riacceso. C'ho un PC con cui vedo quello che vedete voi dal cellulare, però non la diretta, io lì vedo soltanto lucidità. JD Company, Live My Life, bellissima pure questa, eccoci qua, bella 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 questa, eccoci qua. JD Company, ma perché non ci mettono bene le date scritte un po' meglio? Prodotto da, c'era 1994, dai, l'ho trovata, 1994, bello pure questo. Sì, Friends X sono tutti da pulire, ma non è un problema, ho visto, non sono tanto. Working Happily Feel It, 45 giri, vedi quando fai così, perché c'è un po' di polvere che si possono graffiare i dischi, c'è un po' neanche di terra. Allora UDP Records, UDP, questo è del 93, Working Happily Feel It, eccoci qua, Feel It. Non so se riesce a metterla a fuoco, sì, beh, forse qualcosa si legge, dai. Ok, io sto andando avanti veloce perché ne mancano ancora parecchi e già sono le 22. Fiesta Caribe, eccoci qua, questo è il davanti. Disco Magic Compilation, El Venao, 45 giri, 1996. Sto 96 ricorre un sacco, abbiamo un sacco di dischi del 1996, andiamo veloce. Fargetta, Your Love, Extended Mix, Club Mix e Overlove Mix, realizzato da Fargetta. Questo mi ricordo di averlo, tra l'altro ce ne dovrei già avere pure già, no, non mi ricordo se ce ne ho due copie di questo. Che anni siamo, che qui lo sappiamo che sono tutti 90, 95, più o meno quegli anni là, ma ne compravo talmente tanti ogni settimana che purtroppo ricordarli tutti a memoria, meno male che ho un mezzo archivio, così me lo dice l'archivio se già ce l'ho, fino a un certo punto, mancano tutti quelli dell'anno scorso o di 2 anni fa comprati.
Vabbè, ma Fargetta Your Love andava talmente forte sto brano che sicuramente ce ne avrò. The End, You Got Me Burning, 45 giri, 93, 1993. Eccolo. The End, You Got Me Burning. Facciamo così, è un po' sporco questo, ma niente che non si può pulire, attenzione, non sono ridotti poi tanto male. Questo bisogna soltanto mettersi un attimino e si puliscono, ma è facile, qui è tutta scritta, come vedete la copertina è un po' tutta scritta, questa esce ridotto, vedete? Turco DJ. Vabbè, a me poi le copertine piacciono pure tutte disegnate, vi ho fatto vedere quella di Vasco che era tutta disegnata. Oh, New Mill mi piace un sacco, questa mi manca. This is a Strange World, questo è sempre, io da quello che so, New Mill 99, stiamo proprio al limite con gli anni 90, tra 90 e 2000, quindi questo è il 99, New Mill, This is a Strange World. Guardate che bella copertina, la copertina molto molto bella. Ciao Antonella, mi sa che già ti ho salutato, c'è sempre Deepak, ok, non so chi altro c'è collegato, magari diventano un po' noiosi questi unboxing per i non addetti ai lavori. Dida D, Maria Montel, Dida D, e questo è del 97. Pure questa è una bellissima copertina, guardate, remix by Diane Del Grado and Johnny Jam. Dice, se la tieni ferma magari riusciamo a vedere qualcosa. Ok, mi sa che la devo mettere più di qua, o più di qua, più di qua, ah, più di qua, ok, perfetto. Andiamo avanti, purtroppo ci stanno gli effetti specchio non specchio. Qui anticappella, Move to the Beat, questo mi manca. Il bello è che il disco è fatto col bullonato, quello che serve antiscivolo per i posti dove si può scivolare, per i posti pubblici. Sono tutti bullonati questi. Pensate come che si erano inventati come il bullonato. Allora, SIAE 33 rpm, By Side, Other Side, Media SRL. Io che cerco le date non mi accontentano mai, qui neanche c'è scritta, vabbè, fa niente. Allora, ancora segna, andiamo avanti. Tendenzia 540, Tendenzia, Subliminal Mix, Tribal, questo è del 90. Tendenzia avevano fatto pure una serie di compilation che si chiamavano Tendenzia, guardatela bene questa, bella, eccoci qua, Tendenzia Z100, Z100, Tendenzia 1990, guardate quanti sono. Allora, Offshore, I Got a Little Song, I Got a Little Song, Dance Pool etichetta 1991, Sony Music, eccoci qua. L'etichetta già la conosciamo perché abbiamo già visto un altro disco simile a questo. Offshore, I Got a Little Song, ok, poi dopo ne sentiamo giusto un paio e magari domani, che è domenica, se riesco a trovare un po' di tempo, che così li pulisco subito prima di metterli. Oh, un'altra versione di You and Me. A me Dr. Alban, come sapete, piace parecchio, non so se mi avete seguito da quando ho cominciato a comprare dischi al Roma Vinyl Village. Dr. Alban piace proprio parecchio, e questa copertina non me la ricordo assolutamente, quindi sicuramente questo è del 91, sarà un altro remix di You and Me,
Io ho quell'altra versione, bella bella, questa me la tengo perché mi piace parecchio proprio. Dottor Alban, grande Dottor Alban, anzi me la metto qui perché me la voglio sentire dopo pure fuori dalla diretta. Andiamo avanti. Jocelyn Brown, sapete che faccio? Ecco, The Dronets Remix, vediamo un po', giriamo. Hint, No Mountain, High Enough, quindi Jocelyn Brown, bellissimi questi, belli belli belli. Allora, Wakefield, Gimme Gimme, questa non ce l'ho, mi manca. Wakefield, questa mi manca, 1996, infatti questa mi manca. C'è l'American Mix, l'Extended Vox, MBRG Extended Mix, MBRG Edited, Wakefield. Già aveva avuto successo con i suoi brani precedenti quando ha fatto questa. Allora, Fanny, Sing a Song All Night Long, ok, non so se si vede bene. Sing a Song All Night Long, sì, no, devo dire che sono in ottimo stato, per carità, basta soltanto pulirli poco poco con quella sostanza che diciamo che all'inizio l'avevo comprata al Roma Vinyl Village, poi me ne sono inventata una io più o meno simile. Allora, 1999 questa, Fanny, Sing a Song All Night Long. Vi consiglio, un consiglio spassionato è di usare l'acqua distillata. L'acqua distillata, quella che si usa pure per i radiatori, e poi vi fate il vostro mix personale, ci potete mettere qualunque cosa. Allora, qui abbiamo Move Your Body, però Move Your Body è l'etichetta, New Glam è il brano, parliamo del 1990. New Glam è chi l'ha fatto, Like This è il titolo del brano, quindi New Glam, Like This, Evans da una parte, 1990, Like This, Fisher, 45 giri, c'è scritto bello grande così uno non si sbaglia, bisogna poi vedere se è vero o se uno mette 45 e poi invece è registrato a 33. Come ho detto, capita spesso, errori di questo tipo capitano. Ok, dai che siamo quasi addirittura d'arrivo, ne mancano una decina. Do It, attenzione attenzione attenzione, Tituta, belle pure queste sono quei remix strani che uscivano, infatti questo di che anno è? 92, infatti. Attenzione attenzione attenzione. Forte. Mixed by DJ Molella, prodotto da Albertino e Molella, composed by Do It, cioè 1992, Trance Records, su copertina nera neutra, vabbè. C'è pure questa Do It Tituta, che mi pare di ricordarmela, però andiamo troppo indietro. Queste sono Sunshine Paradise, Laurent Wolf, Pacha Remix, Original Club Mix, Laurent Wolf, Sunshine Paradise, ok, questo è del 2003. Ma io questi oggi mi sa che me li sento tutti in differita, perché mi va di sentirmeli, che parecchi cioè come dal titolo non me li ricordo, magari sentendoli sì. Allora, questo è Mascara Dances, 33 rpm, 2001, questo è un 2 milioni e questo è l'altro lato, 2 milioni. Carine queste copertine, sono tutte carine, che a me piacciono parecchio pure le copertine, con tutto che sono un po' tutte ondulate, ma queste perché ricordiamoci che hanno 30 anni,
questo è dell'87, guardate un po'. Keeping the Mystery Alive, Extended Mix, Nothing But a Feeling, e poi Keeping the Mystery Alive, la versione del 45 giri del 7 pollici, 1987. Qui torniamo negli anni 80, nei gloriosi, favolosi anni 80, 45 giri. Questa è bella perché c'ha il buco per leggere il centrino direttamente, però la copertina non è neutra assolutamente, è bellissima. Allora, qui andiamo avanti. 808 State Plan 9 Olympic 93. Allora, l'etichetta 808 come lo vedete così, 1993, questo mi manca, 45 giri. Va bene, va bene, va bene, va bene, bellissimi questi dischi. I dischi oltre che ascoltati vanno anche visti, vanno anche, a me piace viverli così. Poi certo, se sono belli da ascoltare, guardate sta copertina, Harism, Wiggly It, The Club Mix, 1990. Qui pure siamo proprio all'inizio, qui si divertivano sempre a, vedete, a disegnarci sopra alle copertine, vedete, 33 un terzo RPM, 33 un terzo, questo c'ha la stessa velocità a tutti e due i lati, molto molto bello anche questo pure questo c'ha un sacco di anni, perché 90, 2000, 2010, 2020, 30 anni, cioè sono dischi pure che hanno la loro età. Ecco, questi sono quelli che io li odio, vabbè, sono riuscito a mettere. Ah, questa si conosce, Last Christmas di Wakefield. Ok, Big Time c'è pure, l'album version di Big Time, un altro brano. Ecco, questo era Wakefield, eccoci qua. Ai 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 ai. 1995, e nel 96 mi pare che io feci l'ultima serata in caserma. Vabbè. Oh, un altro Nitelite Records, bello, Neverending Love. Mamma mia, quando c'è la sabbia dentro la cosa uno c'ha pure sempre che si rovinano, però non vedo grossi graffi su sti dischi, Allora, Neverending Love, Delice, Delice, mi sono ricordato, me la sono ricordata, pure questa è stile underground, Neverending Love, Delice, questa è bella proprio, mi mancava, Delice. Vedete che dentro purtroppo c'è pure un po' di muffa, di cose, purtroppo questo non si può evitare quando i dischi hanno tanti anni e soprattutto vengono lasciati dentro alle cantine dove vengono mantenuti più i dischi vecchi, purtroppo questo è quello che succede. Siamo quasi addirittura d'arrivo, questo è Roland Brandt Il bacio di Medusa, questo è bellissimo, Il bacio di Medusa, The Kiss of Medusa. C'è pure Nuclear Sun, c'è un'altra, c'è il Mystic Remix di Nuclear Sun, bello bello, questo lo mettiamo sempre qua perché a me è Progressive, è del 94, questo è Progressive, vai, Dream Trance Progressive, bello 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 bello. Allora, The Bump, Stand Up, Division, scriviamo più piccolo ancora. Qua ci stanno già le mail, tutto quanto, ci stanno un sacco di informazioni. Questo P 1998. Vabbè, io nel 98 configuravo già Netscape, la mail la configuravo, non c'avevamo Outlook, o con Netscape Mail, non mi ricordo, c'era un programma di email. Questo è Groove is in the Art. C'era un programma per gestire le mail che non era assolutamente Outlook, mi pare che era Netscape Mail, una cosa del genere. Andiamo troppo indietro nel tempo. BB Sean, la nostra amica BB Sean, io mi pare che ce l'avevo tutti e tre i dischi di BB Sean, però purtroppo la mia mente alcuni l'ho comprati all'epoca, altri l'anno scorso,
non mi ricordo, 1998, forse Freedom ce l'avevo. Freedom. Un saluto a Baby Sean che fa parte del nostro gruppo, segue tutti i DJ vinilici, anzi, included remix by DJ Dado, bravissimo DJ Dado, fa un sacco, Gallo Salsotto, ecco, vabbè, queste sono cose che rimangono sempre, ce le ricordiamo. Mancano proprio poche, ho fatto tardissimo, una diretta così lunga, però se non mi sa che dietro lì, da mo' che è finita la musica dietro, aspettate, arrivo subito, giro per l'ultima volta. Prima io mettevo il loop infinito con gli MP3, però io, essendo vinilico ed essendo che sono riuscito in qualche modo, mo mi attrezzerò con un microfono meglio a fare queste dirette. Allora, Sugar Basis, Encore, Robbie Rivera e Peter Presta, dicano Time Records, 33 rpm, TPCB 2000, questo è un 2 milioni, Time Records, questa è l'etichetta, Time Records, e questa è la copertina, forse faccio così, ok, siamo rimasti solo in due. Sì, la pulitina va fatta sempre, quello sicuro, Francis. Dai che ti sto rubando almeno 10 minuti perché io ho calcolato di finire in mezza, e invece qui ce ne stanno 4. Ok, siamo addirittura d'arrivo, amici. Allora, Sound Factory Mix, Welcome Mix, non ho detto manco che roba è perché manco io l'ho visto. Soundproof Record, RIP, What You... Junior, Vanessa Mitchell, scusate la pronuncia che io, Turturro Mix, ma chi se ne inventava i nomi di sti remix? Extended Mix lo sappiamo, Welcome Mix può essere, Hypnotic Mix, Turturro Mix, Sound Factory Mix, Vanessa Mitchell, Junior Baxter, What You Saw, Vendetta Records, guardate, vabbè, io non è che si possono conoscere tutti i dischi che sono usciti, cioè diventa impossibile, è proprio improbabile e impossibile. Allora, siamo proprio addirittura d'arrivo. Di Lazy, That Look, a me di Lazy mi piacevano tutte, questa mi manca ed è bellissima, è del 96, questa pure mi sembra che entrò in DJ Parade, sta benissimo sto disco. Di Lazy, That Look, c'è Anis Club Mix, Club Look, Dub Look, Deep Dish Remix Part 1 e 2, Deep Dish One on the Fly Dub, vabbè, questi sono tutti remix. E vai, siamo arrivati a uno che si conosce. Yo brothers and sisters, siamo o non siamo un bel movimento? Yo brothers and sisters, the rappers, questo piacerebbe a Moreno, che lui sicuramente ce l'ha. Io ce l'ho su 45 giri, quello piccolino, su 7 pollici, però mi fa piacere se ce l'ho pure sul disco grande, tanto i brani mi sa che sono gli stessi, non è che sì, c'è The Rappers Remix e Mix Remix, e infatti questo gira a 45 giri, solo che essendo le tracce più allargate è più difficile che salta la puntina, che segue le tracce meglio, e quindi perché questo è uguale identico al 45 giri 7 pollici che ho, identico spiccicato. Ragazzi, siamo all'ultimo, dopodiché ci salutiamo. Questo è lo scatolo vuoto, poi tanto io dopo qua le rimetto.
Allora, Cold Sensation, Liquid Empire, ok, Trash in Heaven, Liquid Empire Silent Mix. Allora, io Franzix ti rubo giusto un paio di minuti perché voglio sentire uno solo qualsiasi, anzi mi sa che metto Cosmic Dreams di Roland Brandt, uno solo, e poi ci salutiamo, ok? Anzi ci salutiamo e lo metto perché devo distaccare il microfono e aumenta un po' il volume della musica. Ok, questo è il pacco di vinili che adesso mi devo tranquillamente pulire, sentire, andare a verificare se già ce l'ho, se non ce l'ho, uff, c'è un bel lavoro dietro. E adesso mi sa che metto questo, Roland Brandt, il bacio di Medusa, che non so quale mettere, c'è pure il Submarine Mix. Io metterei questo Submarine Mix, Submarine, sottomarino, remix sottomarino. Vabbè dai, che Roland Brandt, questo non è l'ultimo arrivato, Roland Brandt, Va bene ragazzi, allora io vado a mettere questo al posto di Vanessa Paradis. Vanessa Paradis, quello è il 33 giri che ci ha tenuto compagnia durante tutta la diretta, eccolo, non so dove lo mette, così, sto fermo così, no? Ecco, M&J, questo è il 33 giri di Vanessa Paradis, che contiene anche Joe Taxi, il suo diciamo più grande successo, ok? Guardate se riesco a centrarlo, questi cellulari è macello. Ok, questo è Vanessa Paradis. Vado a levare Vanessa Paradis, io vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito e niente, ci sentiamo un attimo Roland Brandt. Alla fine di Roland Brandt vi lascio la linea a Francesco Terranova che ci metterà un po' di dance 90 abilmente mixata, tutto su vinile, ok? Allora io vado a staccare il microfono, di nuovo grazie a tutti per la visione, vi saluto, Reni J ringrazia tutti quanti per la visione di quest'altro unboxing. Presto faremo l'unboxing con Polo del disco di Deepak, ok? Vi aspetto al prossimo unboxing, mi riconoscerete perché quando vi comparirà Renato De Vita in diretta, sotto ci sta il titolo della diretta e ci sarà sempre la parola unboxing, quindi cercate i miei unboxing, anche quelli vecchi, se vi piace vedere i vinili. L'anno scorso ne ho fatti proprio tanti di unboxing, quest'anno purtroppo motivi organizzativi, economici, un sacco di altri motivi mi hanno portato a non farli più. Adesso è capitato questo blocco di dischi, ma se no non li sto più facendo, però spero di ricominciare piano piano a farvi vedere qualche altro disco, qualche altro unboxing. Ok, grazie a tutti di nuovo, un saluto, buon sabato pomeriggio, buona domenica, a presto da Reni J. Maximum, bien plus grand.
secrets are locked inside your minds, but you're all equal.